Arrivano gli alpini, è tutto pronto? Siamo pronti, siamo organizzati, li aspettiamo con ansia. Vittorio Veneto è pronta per il raduno Triveneto degli Alpini. Manca ancora una settimana al grande evento e gli esercenti del centro hanno iniziato a organizzarsi esponendo bandiere, gadget e proponendo prodotti ad hoc. Chi ha attaccato una speciale vetrofania raffigurante il cappello d'alpino, chi ha posizionato una grande coccarda tricolore e messo in vendita dei prodotti ideati per l'occasione. Sono sempre i benvoluti. Sono sempre assolutamente benvenuti. Le notizie sono di tantissima gente, quindi stiamo cercando di attrezzarci per questi giorni che saranno veramente clou per la nostra città. 1 anno e mezzo di lavoro da parte della sezione dell'ANA e dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per la realizzazione fino ai minimi dettagli del raduno del Triveneto degli Alpini. Un impegno che dalla settimana prossima vedrà finalmente i suoi frutti con lo sfilamento di 30.000 penne nere nelle vie del centro. La città sta per prepararsi al grande evento con lo spirito giusto. Quando arrivano gli alpini, C'è sempre festa, sì, ci vuole per Vittorio Veneto. con quale spirito la città affronterà questo raduno? Beh, uno spirito di allegria e di ricordo sicuramente. Sono quasi 500 i tricolori che l'amministrazione comunale ha collocato in giro per la città, ai quali devo dire si sono aggiunti una miriade di altri tricolori collocati dai singoli privati sulle loro abitazioni, dai professionisti negli uffici e dalle attività produttive nei negozi e nei locali. Veramente direi un colpo d'occhio impressionante per la città che sta accogliendo anche dal punto di vista visuale nel migliore dei modi la Triveneta degli Alpini.